A un anno. E da un anno si è vestito per la prima volta di bianco. Sempre, 45 anni. Cosa rappresenta San Sebastiano per lei? Tutto. Per me San Sebastiano è per San Sebastiano la festa, San Sebastiano in sé è tutto. Il freddo ci dà forza. Essere scalzi cosa comporta? È difficile, abbiamo visto anche momenti quando la neve era presente, ma come si affrontano quei momenti? In realtà ognuno l'affronta a modo suo, l'essere scalzi non comporta in realtà un grande sacrificio per chi è vestito di bianco, perché essenzialmente chi si veste di bianco, chi fa voto a San Sebastiano, sa già a cosa va incontro e quindi andrà incontro a uno sforzo fisico che però non sentirà per la fede che prova verso il santo. Almeno poi io posso dire cosa provo io, ognuno ha, essendo fede, ognuno ha il suo pensiero. Grandine. Quando? Circa 7 anni fa, 8 anni fa. Grandine. Ogni coccio di grande è grosso così. Abbiamo dovuto portare il santo in chiesa, l'abbiamo posato e poi siamo ripartiti. Si scivolava in questi Per scivolare con la grande perché fa male ai piedi, come camminare sul piede, su sassi piccoli. Cosa vuole dire a San Sebastiano? Grazie. Amici di Bella Sicilia, sarà... È un segno. Questi giorni sono tutti per la preghiera, per la devozione nei confronti del santo e i pensieri vanno sempre a cercare in lui, nel nostro santo protettore, uno spiraglio di luce in questi periodi brutti della vita in generale. Qual è il momento più emozionante della giornata? Ma sono diversi, ogni momento ha un'emozione diversa. C'è il momento quando già si alza la vara all'interno della chiesa, che è emozionante, l'ascesa nel fiume, che è la sentiamo moltissimo all'interno di noi, che ricordiamo tutti che l'ascesa nel fiume è proprio dove lì è stata ritrovata la campana dopo la seconda alluvione alla fine del 1600, dove San Sebastiano diventò il nostro santo protettore. Che ci protegga sempre, a tutti. Si può dire che ho avuto un miracolo da San Sebastiano quando avevo 15 anni e ho fatto il voto al mio santo. È il giorno che accomuna tutta la comunità, tutti i devoti vicini e lontani a questo paese e soprattutto ci avvicina anche al Signore, alla Chiesa, e noi siamo contenti oggi di vivere questo momento di fede insieme a tanti devoti.
No, dammi la bottiglia con là. Sono qua, guarda, al muro, dalla strada. Entra, devi entrare. Sì, però.
Il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei candidi.